Presentato alla stampa il vademecum per gli amministratori locali sul contrasto alle moschee irregolari che tramite i canali della Lega verrà diffuso in tutta Italia a partire dal Triveneto e le proposte normative consegnate al ministro Piantedosi in materia di moschee irregolari e sovvenzioni. Occasione utile anche per raccontare l'attenzione sul tema della rotta balcanica ai minori stranieri non accompagnati che l'onorevole Anna Maria Cesint sta ponendo in Europa. L'eurodeputata del Carroccio ha inviato in queste ore una lettera al commissario per le migrazioni Brunner, citando l'emergenza di Trieste e Udine. Grande lavoro che con il nostro segretario regionale Dreosto, ma anche direi con la Lega nazionale stiamo portando avanti. E la radicalizzazione è qui. Già e ora, lo dicono le intelligence e noi lo vediamo ogni giorno, significa applicazione della Sharia, cioè sottomissione, e significa ipotesi non ormai realistica di necessità da parte dell'Islam della sovversione del sistema democratico. Ci sono delle azioni che noi oggi abbiamo presentato, che sono delle modifiche normative, ma che sono anche orientate a dire guardate che ci sono già degli strumenti per poter intervenire, gli amministratori possono averli. Cercare di trovare un accordo, diciamo, tra Islam e Stato italiano, possiamo dire, mi permetta, sulla falsa riga di quello che potrebbe essere il concordato Stato-Chiesa. Io voglio rammentare per esempio che la scorsa settimana al Senato abbiamo ratificato un accordo integrativo con la Chiesa valdese, penso che per quanto sia una Chiesa di altissimo valore abbia molti meno professanti dell'Islam, riteniamo sia fondamentale che l'Islam possa trovare un accordo con lo Stato per legalizzare quello che oggi purtroppo è un abusivismo perpetrato sul nostro territorio e a danno dei nostri cittadini.